Camminare in montagna penso sia una delle esperienze della vita migliori. L'importante è venire in montagna con la testa sulle spalle. Durante il Covid e quindi dal 2020 abbiamo visto una crescita esponenziale del turismo di prossimità. Tante persone hanno riscoperto il proprio territorio e quindi i sentieri e i percorsi che ne fanno parte. Cerchiamo spesso tramite i nostri canali social del rifugio Achille Papa, il canale Visit Schio o Visit Valli del Pasubio, di ricordare e di sensibilizzare sia cittadini che escursionisti di prendersi cura del territorio. Purtroppo abbiamo avuto casi di persone con l'infradito ai piedi o calzature assolutamente non adeguate.